Questo si chiama beaver tail, beaver da scoiattolo, perché questa coda ricorda la coda di uno scoiattolo. È una coda molto particolare per un tipico shad, diciamo, con la coda a padella. Allora, intanto è squadrata, questo per cambiare il tipo di vibrazione, e poi il rinforzo della coda che lo tiene volutamente forzato verso il basso serve per rallentare la salita, farlo raddrizzare, mantenere una posizione che dà uno scodinzolamento che porta anche a una vibrazione e una rotazione dello shad stesso durante l'azione di recupero. È caratterizzato da queste alette laterali, okay, che servono proprio per rompere l'acqua e creare delle vibrazioni, e anche per, nel caso aggiungiate dello shunt, rilasciarlo più lentamente. Poi chi pesca il bass lo sa che le vibrazioni dei ring sono molto accattivanti, soprattutto quando la recuperate lenta sul fondale. Come lo montiamo? Lo troviamo munito di questo amo, un wide gap, la mollettina ovviamente per fare un innesco intercambiabile rapido, e anche e soprattutto perché sulla base finale dell'amo c'è il piombo. Andate ad assettare sull'amo, piombo di bilanciamento sulla pancia e underspin, una willow in questo caso color oro, ma abbiamo due tipologie di paletta: la paletta willow, quindi una paletta da recuperi più rapidi, più veloci, e una paletta colorado, una tipica colorado però un po' sfaccettata, ok? Per dare dei riflessi di luce, dei lampi di luce più accattivanti, e per un recupero più lento. Quindi quando magari lo lavorate più lentamente sul fondo, sugli ostacoli, consiglio di usare la colorado. Quando invece la state lavorando velocemente a pelo d'acqua per simulare uno shad che sta scappando anche tra gli alberi, tra i rami degli alberi, consiglio la willow. Quindi beaver tail, un'esca molto polivalente, la potete utilizzare sia su recuperi lineari, rapidi, oppure estremamente lenta, slow rolling sul fondo, oppure addirittura la potete tranquillamente utilizzare all'interno di ostacoli, lavorata come se foste a Texas, perché l'innesco anti-incaglio vi permette proprio di scegliere come utilizzarla, scegliere la velocità di recupero, scegliere il tipo di movimento, quindi un'esca estremamente versatile. Quindi non vi resta che provarla in tutte e quattro le colorazioni che offre il marchio Geco, le svariate condizioni di luce e di acqua che troverete, e sicuramente vi regalerà delle belle catture.